Porto Empedocle città cantiere. Numerosi lavori in corso che renderanno la città più bella. Primo fra tutti il mastodontico progetto di Via Roma. Il cosiddetto salotto verrà completamente rimesso a nuovo, ma ci sono tante altre opere in divenire. La scalinata che collega la parte bassa con la parte alta, abbiamo appena finito via Nino Bixio, quindi in zona per intenderci via Garibaldi, piano Lanterna. Sono in corso in questo momento una serie di piccoli interventi utili e la sistemazione dello spartitraffico in zona grandi lavori. Sono iniziati i lavori nell'area di trasbordo del pescato giusto ieri, in corso l'attività in via Roma, dove è previsto un importante intervento che da 37 anni non veniva fatto, cioè la pulizia di quel grande canalone che attraversa la via Roma, dove è stato riscontrato 90 centimetri di materiale che dovrà essere aspirato. Non era previsto nel progetto e quindi una variante che sta avvenendo in corso d'opera, però stiamo andando molto avanti. A brevissimo ulteriori interventi in area portuale e stanno per riprendere i lavori nel nostro teatro Empedocle. Un work in progress che andrà avanti anche nei prossimi mesi con importanti cantierizzazioni. Tra queste certamente l'operazione utile sarà quella del taglio delle acque da monte verso valle, che sarà realizzata dal Genio Civile su un finanziamento ottenuto dell'ordine di 500.000 euro, e in un tempo come questo in cui è importante intervenire sui pendii, importante intervenire sulla salvaguardia del suolo, questa è un'opera utilissima. Ed intanto questa mattina consegna ufficiale da parte dell'ANAS al comune della Rotonda sulla statale 115 di fronte al quartiere Ciuccafa. Si eviteranno le lunghissime code nel periodo estivo, si mette in sicurezza un tratto stradale che ha dato particolari problemi con anche incidenti assai gravi. Si riqualifica certamente l'interno della Ciuccafa, dove sono previsti ulteriori interventi, in particolare davanti alla chiesa. Torneremo a chiedere ad ANAS l'eventualità di un nuovo ingresso sulla stessa contrada Ciuccafa in modo da migliorare ulteriormente la viabilità, però è un'opera che attendevamo da tempo, lungamente inseguita, una di quelle cose che si dice promessa mantenuta. Questa è una bella promessa mantenuta. Viene consegnata oggi ma verrà ulteriormente abbellita. La abbelliamo, intanto mettiamo una buona torre faro per migliorare l'illuminazione di tutta l'area, la abbelliamo con la piantumazione di specie arboree, quindi soprattutto basse, quindi con vegetazione gradevole mediterranea, macchia mediterranea. È il simbolo di questa barca che rappresenta un po' le origini empedocline, ma è anche la rappresentazione di quelle tante barche che dal Nord Africa arrivano verso questa nostra terra. Un'opera, spiega il dirigente regionale dell'ANAS Salvatore Tonti, che porterà diversi vantaggi. Sicuramente uno dei vantaggi principali è la sicurezza. La rotatoria ci consente di chiudere un accesso in curva, un accesso alla 115 in curva regolato da impianto semaforico. Questo accesso risultava, nonostante l'impianto, estremamente pericoloso, e quindi la chiusura dell'accesso ci consente di aumentare i livelli di sicurezza. In più la dismissione del semaforo consente anche garantisce una maggiore fluidità della circolazione